Possiamo dire ai veneti che portiamo medici non specializzati, ma che pur sempre sono medici laureati in medicina e chirurgia. I primi 80 saranno in arrivo, che abbiamo assunto, e li dedicheremo ai pronto soccorso. La sanità veneta ancora una volta presa ad esempio dal resto d'Italia. Non a caso la proposta di allungare la presenza di medici in corsia fino ai 70 anni e di portare i giovani laureati nei pronto soccorso in geriatria e medicina generale è diventata legge nazionale. La sanità è la vera sfida. Investiamo ogni anno 70 milioni di euro in attrezzature diagnostiche di altissimo livello, cosa che un privato non riuscirebbe a fare perché non sono economicamente vantaggiose per un bilancio di un privato. Dall'altro la vera sfida è quella dei medici, i medici che mancano a livello nazionale, sono 56.000 medici che mancano e da noi ne mancano 1.300 di questi 56.000 e finalmente è passata la nostra linea a livello nazionale. Questo è uno dei punti toccati dal Presidente del Veneto nella sua conferenza di fine anno nella sede della Giunta regionale a Venezia. Sanità ma anche viabilità, con l'annuncio dell'apertura delle Pedemontane il 31 dicembre 2020, con un occhio anche a quanto succederà in futuro per le concessioni autostradali. CAV è un'azienda pubblica che può benissimo gestire il pubblico. Sta pensando alla dismissione di Autostrade per l'Italia? No, io sto pensando che abbiamo un soggetto che funziona, che fa reddito, fa utili, è un soggetto che ha esperienza ormai in infrastrutture autostradali e gestiamo il passante di Mestre, ma ciò non esclude che si possa gestire qualcos'altro, visto e considerato che se si modificasse la legge noi ci siamo ed è una società tutta pubblica. Poi è stata la volta del punto sull'autonomia del Veneto, con la conferma che se entro gennaio non arriveranno segnali da Roma si procederà con le leggi regionali e relativi ricorsi in Corte Costituzionale. Noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, poi saranno i cittadini a giudicare, no? Fortunatamente sono le elezioni e ognuno può esprimere la sua convinzione. Per ultimo Zaia ha ricordato i tanti giovani morti sulle strade annunciando degli eventi ad alto impatto emotivo, con lo scopo di sensibilizzare non solo i giovani contro la distrazione da telefonino al volante. E considerando che nel 2020 la Regione torna al voto, a proposito di elezioni Zaia non vuol sentir parlare di campagna elettorale, glissando così. E lasciamo spazio a quelli che vogliono candidarsi.